Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla live Splash Sibille Interattive del vostro Manetto Veneziano. Oggi, come sapete, e come ho più volte detto, noi facciamo degli incontri di Sibille Interattive gratuite per chi vuole partecipare, basta che mette il nome e la data di nascita. Intanto che aspettiamo i nostri amici, vi ricordo anche che venerdì sera il Di Garda alle 21:30 sarà nel suo canale per le Sibille Interattive gratuite. Vi ricordo anche che abbiamo due gruppi su Facebook, uno i casti sacerdotali, siamo più di 670 più o meno, e abbiamo anche un altro gruppo molto famoso ormai che ha più di 1500 iscritti, amicizie, è Numerazione Caratterestesia Teologia del Mitismo. Quindi vi ricordo, se volete fare una domanda, nome e data di nascita, e poi una domanda che ha un senso, perché poi magari avete il pensiero, ma noi non sappiamo bene se magari, ad esempio, denaro per che cosa, per denaro per acquistare una macchina o denaro per sopravvivere e via dicendo. Bene, vi ricordo che abbiamo anche un sito, Sito Capitano, qui sotto c'è il link in descrizione per poter raggiungerlo, dove ci sono più di 20 ebook di radionica e radiostesia, e sono gratuiti, ne hanno scaricati più di 150.000. In più il vostro Manetto vi ricorda che ci sono anche parecchie, come si suol dire, una zona, come si dire, shop dove si possono acquistare dei prodotti esoterici di alta qualità, di Gara Manetto Veneziano. Ad esempio questo costa 150, è un ciondolo magico, costa 150 più le spese di spedizione. Bene, saluto già il nostro amico Giuseppe. Allora, vediamo se Giuseppe avrà una storia d'amore. Bene, vediamo già, rispondiamo al nostro Giuseppe intanto, che è il primo che ha scritto, vediamo un po', vediamo le sibille. Giuseppe. Ma adesso Giuseppe sei single, sposato, hai qualche compagna? Vediamo un po', vediamo nel 67 se il nostro Giuseppe farà una stesa completa per Giuseppe, per vedere se avrà una storia d'amore. Vediamo che nel passato sicuramente hai avuto, o nel presente, diciamo così, il taglio molto buono. Il taglio sembra quasi che ci sia stata una situazione importante e che tu ti sei comportato bene, no? Almeno il Gran Signore, indice di grande stile, grande capacità, grande qualità. E vediamo che ci sono grandi possibilità. Il taglio è questo, se fosse solo il taglio, la storia d'amore dovrebbe arrivare. Vediamo un po'. Guarda, nel passato, Giuseppe, io vedo che ci sono state delle cose che non erano chiare. Vediamo anche, vedo solo uomini nel passato, a parte una donna che doveva essere una persona che aveva avevi una certa, come si dice, frequenza, nel senso che non era una nuova, era una persona che in un certo senso conoscevi da tempo, però c'erano anche cose che non erano state dette e non erano chiare. E vedo che tu ti sei chiuso anche perché avevi scoperto che c'erano delle cose nascoste. Nel presente vedo che potrebbe nascere qualcosa con una persona che molto probabilmente conosci già. Vedi, la matrice è una persona che molto probabilmente già conosci, e ti dirò di più: nel futuro molto probabilmente rincontrerai una persona che è stata già una tua, come si suol dire, conoscenza, una tua fidanzata. Certo, le carte fanno capire che ci saranno dei dialoghi, ma questi dialoghi con questo ritorno lasceranno un po' di mano in bocca, perché ti vedo che hai dei rimpianti, e anche perché i dialoghi sono, o è una persona lontana che ritorna, oppure si vede proprio che sono dei dialoghi leggerini, senza tanta importanza. Comunque un ritorno di una persona amata c'è. Ma vediamo un po'
l'esito ti vedo speranzoso, però vedi, non so, sembra quasi che la persona che dovrebbe ritornare è una donna sposata. Però ci saranno delle situazioni veramente difficili che dovrai tenere sotto controllo. Ti vedo speranzoso, però vedi, quindi il ritorno c'è, un amore c'è, però devi stare attento perché prima di tutto dovrebbe essere una donna sposata. E poi ci sono delle cose, vedi, da mettere a posto. Sembra quasi che hai dei rimpianti e vedo che, vedi qua rimpianti, leggerezza, avrai del dialogo con questa persona, però come ripeto, stai attento, tu sei molto fiducioso, ma stai attento perché ci saranno delle cose importanti da mettere a posto. Quindi io direi che sì, un amore c'è, però insomma bisogna lavorare molto, molto di fino per questo nuovo, cioè non è nuovo, è un amore che già conoscevi. Quindi fra un po' dovresti riprendere contatti con una persona che conoscevi. Bene, scusa Nervo. Ciao Marietta, ho un progetto luce, se è possibile sapere a quale vita porta. Allora, ah, facciamo così, facciamo 7 carte, perché allora, vediamo un po'. Io vedo, faccio 7 carte, scudo perché è una domanda doppia. Allora, facciamo così. Facciamo Toscana 1 o il Veneto 2? Qual è il progetto da portare? Ok? Facciamo Toscana 1, Veneto 2. Cioè, nel senso, le 7 carte per la Toscana. Se non è Toscana, sarà Veneto. Guardiamo un po' se la Toscana va bene, perché sennò è una doppia. Allora, adesso guardiamo per Toscana. Cos'è? Toscana sospiri e c'è un viaggio, C'è un viaggio che sembra che sia lontano, c'è un cambiamento. Beh, la Toscana ci stai dando dentro, vedo la fortuna, molto dialogo, però stai attento perché vedi, c'è dei pensieri, perché non ti dicono tutto, però il colpo di fortuna ci sarà. E il domestico è sempre uno che si dà da fare, però vediamo anche il Veneto. Comunque, Toscana diciamo che è mezzo sì, però vediamo con il Veneto come salta fuori per Venero. Lì c'è orgoglio, lascia stare già il taglio, vediamo che là, le ho mischiate, poi guarda qua, lascia stare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guarda allora Toscana, Veneto lascia stare perché il Veneto, quelle carte che sono uscite non le abbiamo neanche definite perché sono un macello. Quindi vai con la Toscana, ok? Toscana è la migliore delle due, però stai attento perché ci sarà qualcosina da mettere a posto. Qualcosina. Vediamo un po' il bosco incantato. Buonasera Marietta, sono Teresa del 96. Mi piacerebbe sapere quale tipo di lavoro sarebbe adatto a me. Sono molto indecisa. A settembre vorrei iniziare l'accademia e sono indecisa tra yoga e estetica. Qui è una bella domanda, Bosco Incantato. Vediamo un po' come risolverla. Vediamo un po', facciamo così, vediamo io, facciamo come scusa Energo. Prima facciamo 7 carte con yoga, poi 7 carte con l'estetica, anche se non dovrei farlo, però va bene. Vediamo un po', adesso yoga, com'è? Beh, yoga, grande soddisfazione, lavori, avrai sicuramente un introito perché si vede che la cosa funziona. Però gelosia, viaggio, amare preziosi, artista, amica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beh, alla fine vedi, tanto parlare, forse dei cambiamenti, vedi, inizia con gelosia e dispiacere, quindi lascia stare, perché tutto quello che è in mezzo, poi vedi gelosia, che vuol dire anche perdita di denaro, e dispiaceri, ti consiglio di lasciare stare, perché c'è l'artista, forse in viaggio, dovrei fare dei viaggi, dei cambiamenti, però l'artista in questi casi qua è anche sempre una carta debole a livello finanziario, sicuramente una carta interessante a livello che impari qualcosa, però vedi che alla fine parlerai molto, ma alla fine negativo. Adesso vediamo l'estetica. Vediamo l'estetica, come va per te, un po' scontato.
Vediamo l'estetica per Bosco Incantato. Beh, casa, questa è già più lanciata, questa è già più motivata, questa è già, hai già dei bei ricordi molto probabilmente, è già più solida la cosa. Noi vediamo un po'. Dovrei metterci un po' di forza, pensiero, e qui ti vedo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma guarda, sono due strade difficili, non saprei dirti qual. Qua ti vedo forse più pronta, più forte. Chiaro, ti vedo anche pensierosa. Certo che, vedi, queste due carte qua, anche lì io non vedo un'estetica. Tu sei una donna forte in ogni caso, però vedi sospiri, gelosia, malato. Non sono delle carte che danno l'ok, cioè troverai dei problemi, vedrai andare via anche molte cose, cioè denaro, dovrai impegnarti, ti vedo pensierosa, sebbene sei una donna forte. Quindi fra tutte e due io non vedo una che spicca, dovrei avere quel pendolino, non ce l'ho. Comunque non vedo una che spicca e tutte e due ti procureranno sicuramente dei problemi. Non sono strade vincenti, secondo me, per te, in questo momento. Poi magari tra un anno o due, però vedo che sarai bacchiata, sebbene tu sei forte, magari qui sei più forte in estetica, però avrai dei problemi anche per il denaro e delusioni, poi vedrai andare via qualcosa di importante. Quindi, guarda, fra tutte e due non ce n'è una migliore dell'altra. Ti impegneranno molto e ti faranno anche piangere, cioè sta male in un certo senso. Non sono proprio quella stesa che dici, cavolo, questo qui non è fatto per me. Bene. Sì, esatto, Bosco, tieni come passioni, sì, interessi, però non di più. Andiamo avanti. Marisa, buon pomeriggio, Maria. Vorrei sapere per mia madre, Angelica del 36, se le accorderanno la pensione di invalidità, accompagnamento. Vediamo un po' la nostra. Allora, guardiamo un po' la nostra Angelica, se gli daranno l'accompagnamento per la pensione. Vediamo un po'. All'Angelica. Ai, 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 ai. Riceverai un messaggio che non ti piacerà, un messaggio che cercherà di stoppare questo accompagnamento. Però vediamo. Faccio 7 carte. Nemico, bambino. Guarda, non è facile. Nemico, delirante, orgoglio. Queste due carte sono pesantissime. Però verso la fine sembra che la situazione non sarà facile che te la diano, però avrai un colpo di fortuna e alla fine molto probabilmente, perché c'è troppa gente che dice cose che non sono vere a riguardo questa pensione, questo accompagnamento e ci sono dei blocchi. Magari un uomo molto probabilmente sta guardando questa situazione e cerca di mettere i blocchi e alla fine ce la farà. Alla fine sono due carte, un colpo di fortuna e queste 3 carte diciamo che danno l'ok, però non sarà facile, caspita, proprio perché c'è qualcuno che cerca di mettere il bastone fra le ruote e dire cose che non sono vere. Alla fine ce la farete, però per un colpo di fortuna. Bene, andiamo avanti. Abbiamo la FC che è Federica. Bene. Federica, sono Federica, vorrei sapere se tra Daniele del 78 e sua moglie come va. Allora, sì, ma Federica mi devi dire il nome della moglie di Daniele, perché se mi chiedi come va fra te e il Daniele, Federica, io sono d'accordo, ma noi non sappiamo niente della moglie. Capisci? Ci potrebbe essere un Daniele Nadia. Sai anche la data di nascita, Federica, che forse è meglio. Così siamo più mirati, perché sennò boh, io faccio solo 7 carte, certo l'attendibilità poi si abbassa, nel senso che se non si hanno i dati corretti, già è difficile così perché non si ha una foto, la scena energetica è molto importante. Comunque vediamo fra Daniele e Nadia, Daniele 78 e la Nadia, io non lo so, vediamo un po' come va. Vediamo un po'.
scusate, Daniele e Nadia. Ah, Stanza, sembra che al taglio sembra che vada molto bene. O, ripeto, non avendo la data di nascita, chiaramente l'attendibilità scende di molto. Comunque sembra che Daniele sia molto motivato con la Nadia. Vediamo un po', molto motivato, non motivato, molto motivato. Allora, denaro, malato, leggerezza, fortuna, costa 1, 2, 3, 4, 5. Ma guarda, adesso, ripeto, non essendoci la data di nascita, la situazione non è facile, però vedo che, vedi, il matrimonio vantaggioso, qualche cosina fra di loro c'è, abbacchiamento, forse per soldi, no? Però vedo che lei, la Nadia, è una donna molto forte e la fortuna è con loro, no? E c'è un'amica però intorno a loro che dice delle cose magari non troppo vere. E ci potrebbe essere del abbattimento morale, forse per soldi, eh. Vedo che ci potrebbero essere in quella casa dei problemi magari di soldi. E da lontano però sembra arrivare un colpo di fortuna che, insomma, la Nadia è una donna molto forte e ci sarà sicuramente fra di loro un'amica, no, che dirà delle cose che non sono vere. Però tutto sommato il taglio era molto positivo, la- la- certo ci deve essere qualcosina, adesso non sapendo la data di nascita la cosa diventa molto più difficile. Però diciamo che qualcosina di abbattimento morale per una questione tecnica molto probabilmente di materialità, magari potrebbe essere una casa, potrebbe essere un'eredità, potrebbe essere qualsiasi cosa, no? E vedo la leggerezza che sta anche a indicare che magari si è fatto dei passi un pochettino avventurosi, no? Però la fortuna è in quella coppia, Daniele e Nadia molti sono stati baciati a fortuna, lei è molto forte. Attenzione che l'amica, c'è un'amica che fa delle lusinghe false, bisogna sempre stare attento, Cioè la Nadia deve stare attenta da un'amica che fa delle lusinghe false. Comunque, tutto sommato, no? Attualmente, a parte questo piccolo problema materiale che non si capisce bene da dove arriva, sembra che la fortuna incominci a baciare e devono stare attenti a una signora che è loro amica. Bene, cari amici, io ho finito, vi ricordo domani sera alle 21:30 nel canale di The Garda. Se invece volete la consulenza del vostro magnetto, 20 euro 45 minuti, il numero di telefono è, lo sapete ormai, è su Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.